Patto per la sicurezza urbana, un territorio che necessita un'attenzione diversa e uno sguardo più attento. Omicidio a Brancaccio, un giovane di 20 anni confessa, a Catania genitori vendono la figlia in cambio di cibo e soldi. L'associazione dei carabinieri in favore dell'Ucraina, caro vita, le famiglie spenderanno circa 2.300 euro in più l'anno, alle stelle i prezzi di bollette, carburante e spesa. Non si può cancellare la pandemia per decreto, anche se dal 31 marzo termina lo stato di emergenza. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Entra nel vivo l'attuazione del patto per la sicurezza urbana Licata Sicura, sottoscritto nell'ottobre scorso tra il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa e il sindaco di Licata, il nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolto stamani a Licata presso la sala consiliare del comune un incontro con il fine di siglare il patto per la sicurezza urbana Licata Sicura, un incontro tra i componenti della cabina di regia, le associazioni, gli istituti scolastici. La riunione è stata fortemente voluta dalla prefettura di Agrigento, dal prefetto Maria Rita Cocciufa, da sempre attenta alle problematiche del territorio agrigentino, in particolare quello licatese, considerando che spesso la criminalità diffusa si annida proprio tra i minori. Dopo i primi incontri di carattere analitico e organizzativo, comunica la prefettura, entra nel vivo l'attuazione del patto per la sicurezza denominato Licata Sicura, sottoscritto nello scorso mese di ottobre tra il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa e il sindaco di Licata Galante. Al proficuo lavoro di sensibilizzazione di larghe fasce di società civile e del mondo della scuola si dà avvio alla prima fase nella giornata di oggi, un incontro tra i componenti della cabina di regia e rappresentanti delle associazioni disponibili al coinvolgimento. L'incontro è finalizzato a organizzare la prima delle iniziative in programma. Il primo incontro pubblico con gli studenti e la cittadinanza si terrà il prossimo mese di aprile. Insomma, una gorà di presentazione e condivisione delle tematiche, degli obiettivi, delle attività da mettere in campo. Intanto il primo cittadino di Licata Galanti è soddisfatto dell'incontro di stamani, certo che lo stesso sarà proficuo, al fine di dare fiducia ai ragazzi verso le istituzioni. Licata, a detto del sindaco, è il comune dove si registra il maggiore assenteismo nelle scuole. Il patto prevede in sé la cabina di regia, ma proprio come organo pratico, tecnico, pratico per avviare le attività. L'abbiamo costituita, io la coordino in quanto viceprefetto, un dirigente della prefettura di Agrigento, ne fanno parte sicuramente le forze di polizia, il comandante della polizia municipale appunto per il comune. E poi sono stati anche, si è voluto coinvolgere come rappresentanti primi della società civile dei referenti della curia arcivescovile e dei referenti dell'ufficio scolastico provinciale. Era ora che questo avvenisse, perché da un anno che ci lavora a questo progetto e finalmente parte. Oggi parte un progetto che porterà su Licata sicuramente dei benefici per quanto riguarda i rapporti sociali tra la gente e la gestione dei ragazzi che sono un po' sbandati, tant'è che è venuto fuori che a Licata c'è l'assenteismo scolastico più alto forse di tutta Italia. Quindi questo è un problema grave, è un problema che va osservato, controllato e deve diminuire come è stato fino a 10 anni fa. Questi progetti sono dei progetti costruttivi che finalmente vengono attuati e attivati anche a Licata. Omicidio a Brancaccio, un uomo di 46 anni pregiudicato è stato ucciso a colpi di pistola. Poi un giovane di 20 anni si è presentato alla caserma dei carabinieri e ha confessato. Contrastava la mia relazione con sua figlia e l'ho ucciso. È il nipote del boss Giuseppe Bronte. Chi indaga però non crede alla ricostruzione secondo cui si tratti di un delitto nato dopo l'ennesima lite. I dettagli nel servizio. Sarebbe Alessandro Sammarco, 20 anni, l'autore dell'omicidio di Natale Caravello, 47, pregiudicato.
Il delitto che ieri sera si è consumato a Brancaccio, in via Matera, potrebbe avere avuto origine da un diniego della vittima che non avrebbe consentito la frequentazione tra il presunto assassino e la figlia. Il giovane si è presentato alla caserma dei Carabinieri, sede del comando provinciale di Palermo, accompagnato dal suo avvocato di fiducia, dichiarando di essere l'autore dell'omicidio, che a suo dire non avrebbe comunque voluto commettere. Mi sono consumato, avrebbe più volte ripetuto Alessandro Sammarco davanti ai militari dell'Arma, che successivamente lo hanno accompagnato alla squadra mobile per un ulteriore interrogatorio. Il ragazzo al momento si trova detenuto nel carcere di Pagliarelli dopo che il sostituto procuratore Gianluca De Leo ne ha disposto il fermo. Resta da capire, qualora dovesse essere confermata questa versione dei fatti, come mai il Sammarco camminasse armato di pistola per le strade del quartiere. L'arma che il presunto assassino avrebbe utilizzato per l'omicidio al momento comunque non è stata rinvenuta. Arriva dalla provincia di Catania una storia shock. 2 genitori avrebbero usato come merce di scambio la propria figlia 14enne con un amico di famiglia con il quale la ragazzina era costretta a convivere ed avere rapporti in cambio di cibo e soldi. È la drammatica storia emersa da intercettazioni della DDA della Procura di Catania, che ha portato all'arresto da parte dei carabinieri di Caltagirone di 2 genitori di 49 e 41 anni e dell'uomo che era il padrino di cresima della minorenne, un 43enne. Nei confronti dei 3 indagati che vivono in provincia, militari dell'Arma del Comando Provinciale Etneo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che ipotizza reati aggravati di concorso in riduzione in schiavitù, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale, sequestro di persona, cessione di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi clandestine, ricettazione e minaccia a pubblico ufficiale. Nello specifico, la giovanissima ragazza, utilizzata come vera e propria merce di scambio, sarebbe stata ripetutamente costretta ad accompagnarsi al compare, con cui aveva dovuto instaurare una relazione di convivenza, nonché ad intrattenersi nella sua abitazione anche nelle ore notturne e a provvedere tra l'altro alla preparazione dei pasti e delle faccende domestiche. I carabinieri di Caltagirone questa mattina hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 soggetti. L'ordinanza è scaturita da un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania nei confronti degli arrestati, una coppia di coniugi ed un uomo 42enne. Durante l'indagine è emerso che il padre e la madre hanno utilizzato la loro giovane figlia come merce di scambio per ottenere cibo e denaro, costringendola ad avere una relazione sentimentale fatta anche di rapporti sessuali con l'uomo 42enne. A seguito degli arresti, i 3 figli minori che la coppia ha lasciato sono stati collocati in comunità educative. Ancora un caso di bambino che ingerisce accidentalmente droga. Una bambina di 1 anno e mezzo ha ingerito dell'hashish ed è giunta in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla a Palermo. I sanitari hanno subito avvertito il 112 e i carabinieri di Brancaccio hanno perquisito l'abitazione dei genitori della piccola, dove è stata trovata sostanza stupefacente. Il padre della bambina è stato denunciato per detenzione della dose di droga e segnalato alla prefettura come consumatore. Le condizioni della piccola trasferita all'ospedale di Cristina sono in miglioramento. Come secondo prassi in tali casi, la procura per i minorenni ha affidato la bambina al direttore sanitario dell'ospedale in attesa di ulteriori approfondimenti. Tortura il fazzoletto, si fa sempre più minuscolo, sgualcito, consumato dalle tante lacrime e dalla rabbia. Dietro quel fazzoletto si cela il volto di Rosa Belotti, 57 anni di vita, 32, al fianco del pregiudicato campano Rocco Di Lorenzo. Esplode dal terrazzo della villetta di Albano Sant'Alessandro e si sente invecchiata, tutto d'un colpo. Accuse così schiacciano anche una come lei. Per la procura di Firenze, infatti, è la donna della strage di via Palestro a Milano, 5 morti e 13 feriti. Belotti avrebbe parcheggiato la Fiat Uno carica di esplosivo. L'ipotesi di reato è strage in concorso con mafiosi già condannati come Totorina, Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella, fratelli Graviano e Matteo Messina Denaro, con l'aggravante dell'aver agito per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale per agevolare l'attività di Cosa Nostra.
Una fotografia trovata in una perquisizione ad Alcamo nel 1993 comparata con le foto segnaletiche del database del ROS attraverso le ultime tecnologie ha portato al suo volto. Alle 7 di mercoledì 2 marzo 2022 i carabinieri li hanno suonato al citofono. Tutto parte proprio da qui, dalla nostra Alcamo dunque, città crocevia di storie, intrighi, politica, mafia. Erano in tanti, racconta, pensavo cercassero mio marito, mi hanno risposto legga. Dopo le prime righe non sono più stata capace di andare avanti, continua ancora Rosa Belotti. Non sono io, è inconcepibile una cosa del genere, non riesco a uccidere nemmeno le cimici, non accetto accuse del genere perché gente così la metterai in mano alla piazza, non basta il carcere. La strage fu commessa il 27 luglio del 1993, un anno prima il PM Carmen Pugliese aveva fatto arrestare Di Lorenzo, Belotti e altri 8 per traffico di cocaina. A Belotti, allora incinta, costò 2 anni per favoreggiamento. Quando ho partorito lui era ai domiciliari, avevamo dovuto chiamare i carabinieri per andare in ospedale. Nel periodo dell'attentato era alle prese con una bimba di pochi mesi e un'altra avuta da una precedente relazione di 7 anni. Non si può rovinare così la vita delle persone, ripete senza fine. Che scavino pure nella mia vita, negli abissi più profondi. Io ho la coscienza pulita, ma facciamo ancora un passo indietro. Dopo 29 anni si è arrivati proprio al fermo di Rosa Belotti grazie ad una comparazione effettuata con un software denominato C-Robot. Questo software ha confrontato una fotosegnaletica del 92, la Belotti era finita infatti in carcere per traffico di stupefacenti, come poc'anzi detto, e un identikit del 93 scaturito dalla testimonianza di un uomo che proprio in via Palestro a Milano avrebbe visto una biondina scendere dalla macchina, poi esplosa poco dopo. Cosa è stato fatto dal 93 al 2022 e perché proprio oggi si arriva a questa presunta svolta? Come riportato in un articolo della Nazione, prima di giungere alla comparazione effettuata grazie a C-Robot, i magistrati fiorentini sarebbero arrivati a Rosa Belotti dopo un viaggio ad Alcamo Marina per interrogare una persona, e qui la storia si tinge di tinte oscure. La località di Alcamo Marina è rimasta, lo sappiamo, tristemente nota alle cronache per l'efferato omicidio di 2 carabinieri, Carmina Puccio e Salvatore Falcetta, che vennero trucidati a colpi di P38 all'interno della casermetta denominata Alcamar. Dietro quell'omicidio nel settembre del 93, 17 anni dopo, si allunga l'ombra di Gladio. Grazie alla soffiata di un confidente, il poliziotto Antonio Federico scopre in una casa di Alcamo, la cui proprietà era riconducibile a 2 carabinieri, un vero e proprio arsenale, in quanto i 2 carabinieri erano appartenenti al SISMI, il servizio segreto militare. Le indagini su di loro vennero fermate, ma Antonio Federico aveva ricevuto anche un'altra soffiata dallo stesso confidente. La strage di Alcamo Marina era avvenuta perché i 2 carabinieri uccisi così tanti anni prima avevano scoperto qualcosa che non dovevano scoprire. Insieme all'arsenale, il poliziotto in questione, guidato dalle confidenze della sua fonte decisamente ben informata, che gli aveva promesso di fargli trovare dei collegamenti con le stragi avvenute pochi mesi prima a Firenze e Milano, apre il volume di una enciclopedia sistemata all'interno di una libreria. All'interno di quel volume ritrova una foto. In questa foto è ritratta una donna che, stando a quanto ha riferito lo stesso Federico, somigliava all'identikit 14 diffuso dopo via Palestro. La persona interrogata ad Alcamo Marina dai PM fiorentini è proprio Antonio Federico. 3 decenni durante i quali il sospetto che dietro quella stagione di sangue non ci fosse solamente Cosa Nostra è sempre stato forte, ma mai provato. 3 decenni di sussurri, sospetti, depistaggio e l'ombra inquietante di apparati deviati dello Stato a braccetto con i boss corleonesi. Caro vita, i prezzi raddoppiano, gli stipendi no. Beni e servizi hanno subito una costante crescita negli ultimi anni, ma una netta impennata negli ultimi mesi. Complice la guerra in Ucraina, le famiglie arrancano carburante, spesa e bollette sono sempre più cari. Il premier Draghi e il governatore Nello Musumeci sono al lavoro per tamponare la crisi. Il servizio di Francesco Milano. Più gas all'Italia. È ciò che è stato deciso nell'incontro tra il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, e l'ambasciatore algerino in Italia. Il diplomatico ha confermato la disponibilità del governo algerino di potenziare la fornitura energetica. È un tema, quello dell'approvvigionamento energetico, che è tornato al centro del dibattito politico italiano e internazionale. La guerra tra Russia e Ucraina, oltre a causare un aumento dei prezzi di carburante, ha reso evidente la necessità del governo italiano di rendersi indipendente dalle importazioni russe.
In Italia il prezzo del metano è raddoppiato rispetto all'inizio del 2021. Il costo del diesel ha superato quello della benzina, entrambi costano più di 2 euro al litro. Sono tutti rincari che avranno degli effetti inevitabili sulle famiglie siciliane. Federconsumatori Sicilia stima che ogni nucleo familiare dovrà spendere circa 2.300 euro in più tra spesa, benzina, bollette e servizi di prima necessità. La stessa associazione a inizio 2022 prevedeva un incremento di 1.430 euro annui. Il governo Draghi ha dunque come obiettivo quello di tamponare i disagi causati dall'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime. Abbiamo previsto l'azzeramento degli oneri di sistema per le utenze elettriche domestiche e per le imprese e l'abbassamento dell'IVA al 5% per le utenze del gas, ha rassicurato il Premier. In Sicilia 45 sezioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri sono impegnate nelle 9 province per fornire un contributo di solidarietà alla popolazione ancora in Ucraina e ai profughi accolti in Italia. Il nostro direttore Arturo Cantella. Tante le iniziative dell'Associazione Nazionale Carabinieri della Sicilia in favore della popolazione dell'Ucraina. Nelle ultime ore, mentre infuria la guerra in Ucraina, 45 sezioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri Siciliane si sono attivate per fornire un fattivo contributo di solidarietà e aiutare la popolazione colpita dai bombardamenti, in particolare sia quella rimasta in patria sia i numerosi profughi arrivati in questi giorni in Italia. Nel dettaglio, in seguito all'intensificarsi dell'emergenza umanitaria in Ucraina, è stata avviata una campagna di raccolta farmaci, materiali di primo soccorso, generi alimentari, indumenti per bambini, individuando le sezioni della citata Associazione Nazionale Carabinieri dislocate in ogni provincia, quali centri di raccolta dei materiali e dei beni di prima necessità. Inoltre, considerato il numero crescente di sfollati e rifugiati, la rete degli aiuti e degli interventi di assistenza a cura delle sezioni della citata associazione sarà ulteriormente rafforzata nelle prossime settimane al fine di offrire un tangibile sostegno alla popolazione dell'Ucraina, colpita dall'improvvisa invasione e bisognosa di aiuti immediati, un impegno insomma senza sosta nello sviluppato della sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri delle 9 province siciliane, che punta quindi a sostenere e aiutare con gesti concreti le vittime di questo conflitto, alla quale saranno forniti, ad esempio, lacci emostatici, prodotti come cerotti, bende cotone, bende sterili, siringhe, forbici, pinzette mediche, tachipirina, garze, protezioni, guanti lattici in uso medico, superfici antibiotici di biancheria in cibo e scatole lunga conservazione, prodotti per l'igiene personali, sacchi a pelo e cuscini. Non si può cancellare una pandemia per decreto, sono le parole del commissario dell'ASP, Mario Zappia, che nel suo report settimanale traccia un bilancio tutt'altro che rassicurante. Vediamo. 11 marzo non riesco a trovare nessun'altra definizione, se non abbiamo niente che va bene questa settimana. Riflettevo in questi giorni che non si può cancellare una pandemia per decreto, quindi il fatto che il 31 marzo il governo opportunamente abbia dichiarato la fine dello stato di emergenza non significa per noi cittadini normali che non dobbiamo più stare attenti, prevenire, mettere la mascherina, lavarci le mani. Purtroppo però è quello che abbiamo percepito. Infatti dal momento in cui è emersa questa notizia della fine della pandemia si è allentato il mondo, si sono allentate le nostre attenzioni e se guardate i dati io vi dico che non ce n'è uno positivo. Allora, i casi positivi della settimana siamo sempre intorno tra 8.000 e 9.000, ma siamo una settimana trend in crescita. Per quanto riguarda i tamponi positivi rispetto al totale dei tamponi, siamo passati dal 28,81% di 2 settimane fa al 33%, al 39%, quasi il 40% di questa settimana, quindi andiamo a beccare sempre più positivi che ci sono, tant'è che sono in continua ascesa. La situazione negli ospedali, vi ricordate la settimana scorsa non c'era neanche una persona in terapia intensiva, questa settimana ne abbiamo 4 a Ribera. Avevamo pensato di chiudere il San Giovanni di Dio, che ancora invece ha 26 persone su 30. La situazione diventa imbarazzante, diventa difficile da gestire
perché se noi pensiamo di poter riconvertire i reparti al no Covid, ovviamente abbiamo persone in più che si ricoverano, quindi non possiamo farlo. E per completare la notizia di questa settimana, che vi ripeto è negativa ed è anche allarmante, vi dico che non facciamo neanche più vaccini. Cioè, stiamo continuando a scendere anche nelle vaccinazioni che vengono somministrate ogni settimana, tant'è che questa settimana abbiamo fatto 4.356, settimana scorsa 5.380, 2 settimane fa 7.600, 4 settimane fa, quindi un mese fa 11.000, oggi 4.300. Io penso che così la situazione può solo complicarsi grazie al nostro comportamento. Io vi dico solo che la pandemia non può essere abolita, il virus non va a casa per decreto, e quindi manteniamo quelle che sono le cose che possiamo fare noi, se no la situazione si andrà ad aggravare sempre di più. Appuntamento alla prossima settimana. Si avvicina la fine dello stato d'emergenza, che non sarà prorogato alla scadenza prevista per il 31 marzo. Novità sono previste anche per le scuole, resteranno sempre aperte per tutti. Saranno infatti eliminate le quarantene da contatto. Vediamo. C'è incertezza nel mondo della scuola perché ancora il governo non ha varato nessuna legge, non ha disposto nessuna normativa per quanto riguarda il 1° aprile, quindi dopo il presunto fine dello stato di emergenza. C'è da dire anche che la Sicilia tuttora è la regione con il più alto numero di contagiati, in Italia si contano ancora più di 200 morti e basta fare un giro per le scuole, soprattutto nella scuola dell'infanzia dove i bambini non portano le mascherine, che ci sono ancora centinaia e centinaia di contagi. I bambini si contagiano a scuola perché non c'è la mascherina. È vero che la curva del Covid sta scendendo, ma bisogna tenere sempre la testa alta e soprattutto essere in allerta. Noi aspettiamo indicazioni da parte del governo. Con lo stato attuale secondo me non sarebbe opportuno sciogliere lo stato di emergenza, soprattutto per quanto riguarda le misure di sicurezza all'interno degli istituti scolastici. Beh, ovviamente dobbiamo fare riferimento anche agli studiosi, agli scienziati che ci diranno in che misura queste potrebbero giovare alla scuola, però io ritengo che in questo momento sciogliere ovviamente le riserve, fare il libera tutti non è assolutamente il caso, perché comunque le mascherine e tutte le misure che si utilizzano nella scuola quantomeno tengono un attimino, diciamo, a bada e quindi sotto controllo il virus. Bisogna fare di un nuovo screening e soprattutto tracciamento, considerato che per la reazione non è stato fatto nulla, per le aule più grandi non è stato fatto nulla, per il numero di alunni all'interno delle scuole non è stato fatto nulla, ma le cose ricadono sempre sulla spalla dei dirigenti scolastici, dei docenti, dei collaboratori scolastici e del personale ATA, quindi non bisogna abbassare la guardia assolutamente. Cosa abbiamo imparato dalla gestione di questa emergenza? Beh, l'emergenza ovviamente ha fatto emergere i problemi che già esistevano nella scuola. Se qualcosa ci deve insegnare l'emergenza è che la scuola ha bisogno di investimenti soprattutto per quanto riguarda gli organici, quindi più docenti, più personale ATA, più collaboratori scolastici, strutture nuove, adeguate ovviamente a tutte queste misure, quindi aule grandi, la reazione all'interno delle aule. Se veramente vogliamo imparare qualcosa è che la scuola è il futuro del nostro paese, bisogna investire nell'istruzione, non disinvestire come si è fatto negli ultimi 15-20 anni dove ci hanno tolto circa 8-10 miliardi di euro. Per circa 300 dipendenti dell'ESA, l'ente di sviluppo agricolo, arriva la qualifica di dipendente regionale con il relativo miglioramento economico. Arturo Cantella. Oggi viene scritta una bella pagina per la nostra Sicilia, finalmente ai lavoratori dell'ESA, ente sviluppo agricolo, dopo 12 anni viene riconosciuto il diritto di avere equiparato il proprio stato giuridico ed economico a quello degli omologhi dipendenti regionali. Ad affermarlo è il deputato parlamentare agrigentino della regione, onorevole Carmelo Pullara, che afferma come grazie all'incessante attività della Commissione speciale di indagine e di studio per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi, cui hanno partecipato assiduamente sia l'assessore regionale all'agricoltura Scilla,
sia il dottore Caltabellotta, nella qualità di dirigente generale del Dipartimento Regionale Agricoltura e direttore generale dell'ESA, nonché i vertici stessi dell'ente sviluppo agricolo con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, è stato approvato il regolamento di organizzazione dell'ESA e l'equiparazione dei dipendenti alle omologhe qualifiche regionali, dando corso così a una delibera della Giunta regionale approvata nel 2000, cioè ben dopo 12 anni, è rimasta fino ad oggi nel cassetto, determinando per tale inerzia una ricaduta negativa a tutti i lavoratori dell'ESA. Il parlamentare della Lega e presidente della Commissione speciale di indagine e di studio per il monitoraggio delle attuazioni delle leggi, onorevole Carmelo Pullara, commenta come finalmente dopo 12 anni viene approvato il regolamento, nel rispetto dell'obiettivo strategico del rilancio dell'ente sviluppo agricolo. Con il nuovo regolamento approvato sarà quindi riconosciuto al personale dell'ESA il diritto di avere equiparato il proprio stato giuridico ed economico a quello degli omologhi dipendenti regionali. Il dottore Caltabellotta, audito in presenza, continua il presidente della commissione Pullara, in commissione per la verità in precedenza anche l'assessore Scilla aveva dato anticipazioni, ha relazionato sull'iter per arrivare a questo grande risultato che mette la parola fine a questo capitolo che aveva visto per lungo tempo i lavoratori dell'ESA nel limbo in attesa di un diritto oggi finalmente riconosciuto. La legislatura non è ancora terminata, conclude Pullara, c'è ancora tempo per ravvedersi per il presidente Musumeci, per gli assessori e dirigenti che hanno oggi deciso con la loro ingiustificata assenza, boicottando i lavori della commissione, di non dare ai siciliani le risposte dovute dalla politica. Il futuro è proprio l'esigenza di credere in questo territorio, pronare gli imprenditori a investire, magari a cogliere le opportunità che in questo momento lo Stato sta mettendo a disposizione. Credo che proprio da ciò dipendano le ultime possibilità di ripresa, di recupero di posizioni della nostra provincia. È un treno che sta passando e dobbiamo essere bravi e convinti nel salirci sopra. L'iniziativa che il gruppo Giovani sta portando avanti, guidato egregiamente dal buon Vincenzo Mucari, va proprio nella direzione di far capire, far veicolare il messaggio che anche nella provincia di Trapani è possibile fare impresa ed è possibile fare impresa di successo. La storia di questa provincia è piena di iniziative imprenditoriali che hanno lasciato il segno non solo in provincia, e noi dobbiamo proprio partire da lì, convincerci del fatto che benché pieni di difficoltà, tra mille difficoltà, si possa comunque riuscire a creare un qualcosa di valore. Lo dobbiamo al nostro territorio, ma lo dobbiamo soprattutto ai giovani, ai nostri figli, essere più convincenti nell'attrarre risorse umane a flotte, abbandonano ogni anno non solo la provincia di Trapani ma un po' tutta la regione, contribuire a che si invertisca la rotta. Se non abbiamo capitale umano adeguato non possiamo fare una lunga strada. Noi stiamo cercando di focalizzarci, nonostante le difficoltà derivanti dal periodo pandemico. È un'iniziativa che abbiamo pensato di avviare, ma che è stata un attimo stoppata per ovvie ragioni, è stata proprio quella di far conoscere innanzitutto la nostra azienda anche all'interno delle scuole. Siamo in contatto con il provveditorato per riprendere un progetto che si chiama Migliore Idea Imprenditoriale, con cui mettiamo a bando una piccola borsa di studio da destinare ai giovani che riescono a realizzare un progetto, una business idea. È un motivo per entrare dentro le scuole, per far capire ai giovani e soprattutto alle loro famiglie, ma anche agli insegnanti che in qualche modo indirizzano i giovani, che e mi ricollego all'iniziativa bellissima che stanno portando avanti i giovani, che anche qui, ripeto, si possa fare impresa. Nei giorni scorsi Mare Amico documentava lo sverso delle fogne nel fiume Acragas e dunque anche nel mare di San Leone d'Agrigento, ed adesso chiede all'AICA di chiarire chi ne abbia responsabilità, considerando che l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato non può dichiararsi estranea o comunque non monitorare queste situazioni. Vediamo. Dopo la nostra segnalazione, l'ARPA, la Capitaneria di Porto Empedocle e l'ASP di Agrigento hanno certificato l'inquinamento mediante l'utilizzo del tracciante, la fluorescina, che ha dimostrato come attraverso uno scolmatore di piena
Posto sulla via Emporium, le fogne invece di andare verso il depuratore di Sant'Anna finivano nel fiume senza alcuna depurazione. Al di là della gravità dei fatti, afferma Mariamico, vi è da aggiungere che il direttore generale dell'AICA ha dichiarato la propria estranità nonostante la perdita sia riconducibile a una condotta da loro gestita. A questo punto l'associazione Mariamico insieme all'associazione Consumer hanno chiesto ufficialmente all'AICA di chiarire definitivamente cosa sia realmente successo, in quanto è inaccettabile che vi siano sversamenti incontrollati di tale entità senza che il gestore se ne ravveda e provveda tempestivamente ai sensi di legge. Per l'associazione ricordiamo che AICA deve pertanto ripensare al proprio sistema di controllo e monitoraggio degli impianti, in quanto è inaccettabile che vi siano sversamenti incontrollati, auspicando come la presenza e la piena funzionalità dei sistemi di controllo degli scolmatori anche automatizzati restano in attesa di conoscere le reali cause dello sversamento da noi segnalato del reflue dei non depurati tramite le reti in gestione di AICA. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. A Caltanissetta il processo d'appello a carico dell'ex presidente della sezione misure di prevenzione Silvana Saguto, accusata di corruzione e abuso d'ufficio e condannata in primo grado a 8 anni e mezzo. A prendere la parola sono stati i legali delle imprese che hanno citato l'ex magistrato. Vediamo. Duro atto di accusa quello dell'avvocato Luca Inzerillo, legale di parte civile della famiglia Virga, a cui nel luglio del 2015 l'ex giudice Silvana Saguto, quando era capo della sezione misure di prevenzione, decise un sequestro per svariati milioni di euro. L'avvocato è intervenuto nel processo d'appello a carico dell'ex magistrato. Il tribunale di Caltanissetta in questo procedimento ha accertato l'esistenza di un accordo illecito, ammette l'avvocato Inzerillo, e non si è pronunciato sulla richiesta della parte civile perché ha sostenuto che il PM non ha chiesto di valutare la legittimità del sequestro, ma solo la legittimità della nomina dell'amministratore giudiziario che è contenuta all'interno del provvedimento di sequestro. Signori della Corte, a me viene da ridere perché osservi la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio. È chiaro che il vulnus che la scelta della procura ha determinato nell'interesse dei miei assistiti è enorme, e non lo dico per polemica. E cita una sentenza della Corte di Cassazione del 2002 e aggiunge: abbiamo la prova che il sequestro Virga sia falso, noi lo sappiamo, ma non è oggetto di contestazione. La stragrande maggioranza dei beni è stata restituita nel giugno del 2021 agli imprenditori Virga di Marineo dal Tribunale di Palermo, ma la battaglia giudiziaria prosegue ancora su diversi fronti. I Virga, tramite l'avvocato Luca Inzerillo, lo scorso anno avevano presentato una denuncia alla Procura della Repubblica nissena. Ritengono che il sequestro deciso dalle misure di prevenzione nel 2015, quando la sezione era ancora presieduta da Saguto, fosse nullo. Quando scattò il sequestro, il patrimonio degli imprenditori era stato stimato in 1,6 miliardi di euro fra impianti di calcestruzzo, imprese edili, aziende agricole, produzione di gas terapeutici ed industriali, ristorazione, immobili. All'epoca si parlò del più grande sequestro mai avvenuto nella storia della misura di prevenzione in Italia, ma i Virga hanno sempre parlato di un valore non superiore ai 25 milioni di euro. Fu solo Carmelo Virga a finire sotto inchiesta per mafia nel 2000, ma la sua posizione venne archiviata alla fine della requisitoria lo scorso febbraio. La Procura Generale di Caltanissetta ha chiesto la condanna a 10 anni di carcere per Silvana Saguto, dunque 1 anno e mezzo in più del primo grado. I giudici non ritennero l'ex magistrato colpevole di associazione a delinquere, mentre l'accusa con l'APM Claudia Pasciuti ha ribadito che l'associazione c'era tra Saguto, il marito Lorenzo Caramma e l'avvocato Cappellano Seminara. La PM Claudia Pasciuti ha chiesto un aumento della pena, oltre che per Saguto anche per l'amministratore giudiziario Gaetano Cappellano Seminara, 8 anni e 3 mesi, in primo grado condannato invece a 7 anni e mezzo. Secondo l'accusa, Saguto, radiata dalla magistratura, sarebbe stata al centro di un vero e proprio sistema che avrebbe pilotato l'assegnazione delle amministrazioni giudiziarie di beni sequestrati alla mafia in cambio di favori. 6 anni e mezzo per Lorenzo Caramma, marito di Silvana Saguto, condannato in primo grado a 6 anni e 2 mesi di carcere. Per Roberto Nicola Sant'Angelo, amministratore giudiziario, condannato in primo grado a 6 anni e 2 mesi, chiesti invece 6 anni e 4 mesi di carcere.
Per gli altri imputati del processo d'appello è stata invece chiesta la conferma della sentenza di primo grado. Una rete regionale per contrastare ogni forma di violenza sulle donne, rafforzando la capacità di collaborazione di tutti gli enti pubblici e privati che operano sul territorio. È l'obiettivo del progetto Zero Molestie. Vediamo. Al via in difesa delle donne in Sicilia il progetto denominato Zero Molestie contro la violenza. Serve l'impegno di tutti, afferma il presidente Musumeci. Una rete regionale al fine di contrastare ogni forma di violenza sulle donne, rafforzando la capacità di collaborazione di tutti gli enti e privati che operano nel territorio. Questo è l'obiettivo del progetto presentato denominato Zero Molestie contro ogni tipo di discriminazione, maltrattamenti e abusi che le donne continuano a subire, istituito attraverso un protocollo d'intesa sottoscritto a Palazzo d'Orleans dal presidente della regione Musumeci, dal Sinalp Sicilia e da numerose associazioni. Firmiamo un documento di grande valenza sociale e morale, dichiara il presidente Musumeci. Siamo profondamente consapevoli della gravità del fenomeno delle molestie e delle violenze sia all'interno delle mura domestiche che altrove. Abbiamo il dovere di intervenire per combattere questa situazione con tutti gli strumenti che la legge ci mette a disposizione. Serve l'impegno di tutti, conclude Musumeci. Tra i punti fondamentali dell'accordo, che ha anche una durata quinquennale, ci sono la prevenzione, il contrasto del fenomeno della violenza di genere, lo sviluppo e il consolidamento di una rete integrata di servizi offerti dalle diverse istituzioni, soggetti coinvolti, il consolidamento dei servizi dei centri antiviolenza e del sistema di accoglienza, garantendo il più possibile continuità, capillarità e qualità del supporto, quindi il coinvolgimento dei diversi servizi territoriali per garantire una progettualità condivisa a tutela e promozione delle donne che abbia come obiettivo la possibilità di intraprendere percorsi di uscita dalla violenza attraverso il potenziamento di rifugi sicuri e percorsi di autonomia sociale, lavorativa e abitativa, il rafforzamento delle capacità di collaborazione del sistema territoriale antiviolenza anche con soggetti non appartenenti alla rete, un processo di comunicazione e informazione sul fenomeno, sui servizi erogati e sul progetto stesso che sia in grado di raggiungere contesti e luoghi meno usuali, dando la possibilità di intercettare ulteriori bisogni e persone. L'educazione alla diversità, il riconoscimento al rispetto delle specificità di ognuno, al valore dell'unicità di ogni persona, la raccolta, l'analisi e la diffusione dei dati che possano quindi garantire un monitoraggio attento del fenomeno della violenza di genere e dei percorsi di riconquista dell'autonomia delle vittime. A Sant'Agata Militello, nel Messinese, un flash mob per commemorare le vittime sul lavoro. C'è il servizio. Domenico Carreri, 59 anni, di Vibo Valencia, muore travolto da un'auto. Giuseppe Di Vittorio, 56 anni, di Teramo, ha perso il controllo del mezzo che guidava. Bruno Bardi, 59 anni, di Bergamo, muore travolto da un carico di merce. Nella piazza antistante il Castello Galliego di Sant'Agata Militello si è svolto un flash mob per commemorare i 1404 caduti mentre stavano svolgendo il proprio lavoro nel 2021 e le oltre 200 già decedute nei primi 3 mesi del 2022. La manifestazione ha animato la mattinata sant'agatese, portando in piazza un centinaio di studenti e studentesse dell'ITIS Evangelista Torricelli di Sant'Agata Militello, con una lunga staffetta tra docenti, genitori, studenti e amministratori. Sono stati citati i nomi e cognomi delle vittime. A promuovere l'iniziativa sono state le docenti Mariangela Gallo e Dominga Rando, rispettivamente referente e conduttrice del progetto Di lavoro si deve vivere e non morire, che ha già superato tutte le fasi del progetto concorso, dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione, indetto dal MIUR, dalla Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Siamo qui in piazza per un flash mob e ricordare le tante vittime
sul lavoro è una vera mattanza, una vera guerra, che la politica non può girarsi dall'altra parte. L'Istituto Tecnico Industriale Evangelista Torricelli ha voluto dedicare questa giornata proprio alle vittime del 2021 e alle vittime del 2022. Secondo l'INAIL le vittime del 2021 sono 668, però dobbiamo sommare tutte le altre vittime che non sono assicurate all'INAIL e nello stesso tempo i lavoratori in nero. Pertanto noi possiamo dire che nel 2021 le vittime sul lavoro sono state 1404, nel 2022 invece da gennaio le vittime sono già 104. Sasso, 36 anni, di Salerno, ha perso la vita cadendo nel vuoto mentre stava lavorando su alcune lamiere per una ditta edica. Ivano Cozzaglio, 42 anni, di Monza e Brianza, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un macchinario agricolo. Luigi Viviani, 48 anni, di Lucca, ha perso la vita dopo essere stato colpito in pieno volto da un albero. C'è mai la sensibilizzazione adatta a questo tema? È un tema, insomma, che ci coinvolge tutti, perché ognuno di noi nel proprio posto di lavoro non ha abbastanza sicurezza per poter portare poi la pelle a casa, e lo sappiamo, lo vediamo dai tantissimi morti. Soltanto nel 2021, non considerando i morti da Covid, ce ne sono stati 1404 ad ogni livello, in ogni settore economico, soprattutto in quello agricolo, certamente, donne, uomini, anche giovani. Abbiamo anche avuto notizie di ragazzi morti in tenera età, addirittura formandosi. Gli infortuni, soprattutto le morti sul lavoro, è un dato molto allarmante, perché anche nel 2021 sono dati in crescita, nel 2022 abbiamo un più 45%, quindi è veramente drammatica la situazione, con tutte le normative sulla sicurezza sul lavoro, però molto spesso chi muore durante la sua giornata lavorativa sono anche soprattutto lavoratori in nero, e questa è una cosa inaccettabile nel 2022. Speriamo che il governo, che in questo momento giustamente si occupa di altri argomenti, possa dare più manforte con leggi sempre più importanti e più opprimenti soprattutto sugli infortuni, sulle morti sul lavoro, ma soprattutto sul lavoro nero. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.